E voglio, ciao, benvenuti e bentornati sul canale di Super Alan. Siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi ragazzi, terza reaction di fila, Napoli-Fiorentina, debutto stagionale per gli azzurri che oggi affronteranno appunto la viola. Ottavi di finale di Coppa Italia. Oggi dobbiamo vincere assolutamente. A breve andremo a vedere le formazioni, ma prima di questo non può mancare il nostro famosissimo quadro maradoniano, simbolo di queste reaction. Oggi maglietta azzurra dell'anno scorso, ma perché? In onore del Petagnone nazionale, maglia sua che mi è stata regalata da Damiano Erfaina. Sapete tutti quanti la storia. In campionato ci ha fatto godere contro la Sampdoria e quindi oggi indosso la sua maglia per la reaction. Oggi ragazzi, giornata in cui mi arriva una notizia bellissima e siete i primi a saperlo perché siete dei fedeli e mi seguite anche su YouTube. Sono risultato negativo al Covid, finalmente, ma io non ce la facevo più, tantissimi giorni qui rinchiuso in casa, lo sapete bene, e mi avete convinto a fare questa reaction. Non ero tantissimo convinto, su Instagram il sondaggio vi ha dato ragione, facciamo questa reaction. Se non mi seguite su Instagram, seguitemi, mettete tanti like di supporto a questo video, iscrivetevi che è sempre gratuito, attivate la campanellina per restare sempre aggiornati, seguitemi su tutti gli altri social che trovate sempre in descrizione. Come avete potuto notare, luce rossa alle mie spalle perché giochiamo in Coppa Italia, quindi cambio di luci per ogni competizione. Adesso andiamo dentro con le formazioni. Allora ragazzi, formazione del Napoli con Ospina tra i pali di Lorenzo, Rachmani, Tuanzebe, l'esordio, Gulam, Lobotka, Demme a centrocampo con Politano, Mertens, Elmas alle spalle di Petagna. Partiti, si inizia. Fiorentina sta smontando tutte cose. A ring light Jerry Root non si è sfunnata proprio. Dai Napoli, bello. Elmas non ha sbagliato, non ti fa rimontare. Maronna, troppo longa. Castrovilli, Arofeanaff da Castrovilli. Fuori gioco, che siamo una banda di scema. Vai Politano, tira. Maronna, come l'ha pigliato questo? Ma con quale capa l'ha pigliato sto pallone? Mocca, ma che pigliano tutto quanto in faccia il palla? Ma stiamo pigliando a palla in faccia. Mamma mia, ha pigliato Spina. Ma perché facciamo tirare a Vlahovic? Secondo me non ci ha mai reso conto che Vlahovic è il miglior attaccante della Serie A. No, secondo me pensiamo che stiamo giocando contro Achille l'eccellenza. Mannaggia. Traversa. Stiamo rumeno. Oh, è fallo. Ma è fallo, Duncan. T'arripiglio no, Duncan, è fallo. Ia. Ma che culo un mock, che tenita. Ma che culo rutto. Ma chiama. Quando stai sola, perché vuoi Sammer in della sola. D'Angeli in profondità, ma no così! Come la pigli Petagna sta palla? Manco con l'SH300 ce la faceva. Che stai buono, Politano? Politano, che stai buono? Politano, tira! Ah no, tira! Dove c'è? Come si sciuto Gulam con passapalla? Oh, lo sapevo! Lo sapevo! Ma perché? Perché Gulam come spaccia sciuto in coppa a che la palla? Mamma mia, Catuanze P hai mandato proprio a vuoto. Peta! È gol! E gol! Andiamo! E facciamo più struzzata! Oh, manna pure presidente! Oh, manna! Non vuoi rinnovare! Chi sa non spacciamo i gol? Mo, pazziamo, rimma! Ma ha fatto uno spacciamo i gol! Ha fatto uno spacciamo i gol! Fallo lo portiere! Ma è incredibile! Ui, che frittata che ha fatto Drongoschi qua! Finisce qui voglio il primo tempo, bel primo tempo. La Fiorentina parte meglio perché ha avuto le due grandissime chance. Vediamo nel secondo tempo, ci stava anche un secondo rosso per Duncan. Entrata assassina del centrocampista su Politano. Aiù, ripartiti, secondo tempo, rimontiamola. Dai, Petagnone, dai! La segna però logo, cioè sei solo tu. Non ci credo, Demme, come abbiamo fatto a sbagliare questa palla? Ma no, non ci credo! Stiamo già a corsa, punizione dal limite dell'area, però. Oh! Non ci voglio credere, ma come ha segnato Biraghi? Vai giù, come ha segnato Biraghi? Non ci voglio credere. Voglio sprofondare. Mamma mia, Russo pure lo fa per Ruiz, che partita di merda, che incubo, ma per stasera? Oh! Sì! Andiamo! Petagnone! L'ho detto, Petagnone! Ma no, Petagnone, sempre lui. Madonna, mi sa da soffrire fino a lui. Finita. Tempi supplementari, mamma mia, voglio che partita, madonna. Lo sapevo. Lo sapevo, solo io lo sapevo. Era nell'aria.
Era nell'aria, era semplicemente nell'aria questo gol. Venuti. Manna, vabbè, ma perdere la partita, ma scelte cosa, già capito. Ah, comunque, pure Piontek. Ah, da fa. Ma da vinna proprio. Ma che partite di merda. Ma che partite di merda, che partite di merda, che partite di merda, Piontek. Morto scavato, Piontek. Ma quando è che insegnava la preistoria, Piontek? Ma Piontek giocava ancora un pallone, Piontek. Ah no, ma ci rido, ma ci rido. Sono schifato, è una vergogna, ma io stasera è una vergogna, siamo stati umiliati, presi a pallonate, a pisce in faccia, ci hanno messo a figura in partitaccia, umiliati ed eliminati.